Heather McPallister. Che l'omicida si sia ispirato ai social per spostare e abbandonare il cadavere è con altissima probabilità uno specchietto per allodole. È una congettura suggestiva ma del tutto priva di logica. Tuttavia il fatto che Covalero insista, oggi più che mai, a riproporla come ipotesi realistica, cui però solo lui crederebbe, potrebbe risultare razionale alla luce del focus investigativo imposto dal GIP. In effetti la stessa convinzione che Liliana fosse già morta e la previsione che sarebbe stata trattata da immondizia non avevano alcun fondamento, e certo non è realistico che Liliana, come vorrebbe far credere Covalero, pur senza avere mai avuto sue confidenzialità, sarebbe corsa ad avvisare Sebastiano entro mezz'ora, se, com'è certamente avvenuto, avesse deciso di allontanarsi, per di più definitivamente, dal marito. Peraltro le allusioni di Covalero sottendevano all'idea che il corpo fosse mantenuto in stand-by. L'assassino non aveva deciso cosa farne, ma lo conservava in attesa dell'ispirazione, sopraggiunta seguendo, guarda caso, le curiose faccende mediatiche di Covalero. Al contrario, era logico che Liliana avvisasse subito Claudio, se, come probabilmente occorso, gli eventi fossero precipitati, per un litigio o un pericolo, e solo se ne avesse avuto il tempo, la possibilità e il telefono. Infatti solo nelle favole Cappuccetto Rosso confonderebbe la nonna con il lupo, e Liliana non era certo un'ingenua e sprovveduta giovinetta, tutt'altro. Ben sapeva quali potevano essere, e lo erano state anche per minime questioni, le reazioni del marito. In sintesi, la premonizione pubblica di Covalero, rivendica lui ora, sarebbe stata l'ispirazione dell'assassino e al contempo il suo salvacondotto da ogni sospetto. Eppure l'idea di girovagare attorno all'ex obitorio dell'OPP, ammette Covalero, era stata casuale e imprevedibile, tutt'altro che motivata, e altrettanto illogica e scevra da profili evocativi era stata la sua primordiale suggestione alla vista di un sacco nero nel bagagliaio dell'auto di Claudio Sterpin. Orbene ci si chiede: 1. Il colpevole, ispirato dai post di Covalero, voleva forse confrontarsi con il suo acume investigativo? 2. Aveva quindi per questo rinviato la discarica del cadavere? Al primo interrogativo Covalero risponde: sì, pur di indirizzare su di me i sospetti. Eppure sa bene che nessun sospetto può derivare da un'azione casuale o irrazionale, ma al contrario da comportamenti che denotano furbizia ed interesse. E da innocente poteva essere sicuro, almeno quanto il colpevole, che alcuna prova sarebbe mai emersa contro di lui e che l'incredibile e goffa emulazione non avrebbe affatto insospettito gli inquirenti per la coincidenza, quanto piuttosto messo a rischio la mascherata del colpevole. Al contrario è perlomeno ambiguo il tentativo di Covalero di attribuire all'omicida interesse per i suoi post, o solo il timore per le sue argute pubblicazioni. Sul secondo interrogativo, rinvio e traslazione del cadavere in funzione del post di Covalero, lo stesso Fulvio elude dalla prima ora ogni riflessione e pare ora approfittare delle commediole di Sebastiano, ricorrere alla reciproca giustificazione, sfruttare la solidarietà di promessi sospettati. Tuttavia non sfugge ai più che, se mai fosse plausibile l'ispirazione dell'assassino ai post di Covalero, lo sarebbe in ipotesi ancora più l'inverso, ovvero che tramite Facebook fosse passata una precisa istruzione al caro conosciuto e che il ritardo nell'abbandonare il cadavere nel boschetto era comunque maturato prima delle pubblicazioni del perspicace Fulvio. Ed infatti, se invertiamo la prospettiva, noteremo come lo scellerato ed irrazionale depistaggio attribuito da Covalero all'omicida in realtà sdoganerebbe la sua presenza nel boschetto prima del ritrovamento del cadavere ed anche le sue frettolose profezie, e capiremo la sua crescente insistenza ad attribuire quest'ultime a Claudio Sterpin, ben dopo che gliele aveva istruite nelle fasi di ricerca. Il suggestivo depistaggio che Covalero accredita all'assassino in realtà previene i sospetti per la sua presenza nei paraggi del luogo del ritrovamento, dubbi che diversamente potevano scaturire da eventuali tracce e possibili testimonianze. Vedi avvistamento all'aurora del 5 gennaio,
E questo interesse è tutt'altro che inspiegabile o irrazionale. Non per nulla Covalero ora corre negli studi Mediaset e Sebastiano, a fronte del focus impostato dal GIP, ha perso la sua serafica verve di afflitto confuso, speranzoso che Liliana venga finalmente lasciata in pace. Nota per Eder: se solo indagassimo su quel guanto smarrito, la favola di Cenerentola Docet.